una festa il cui fascino da sempre conquista grandi e piccini. A Castelfranco Veneto si sente in modo particolare in virtù della vicinanza storica con Venezia. Carri allegorici, figuranti, musica, balli e un gran finale che incendierà tutti noi e le mura del meraviglioso castello. E voi l'avete scelta la maschera? Sì, perché vi porto con me nel carnevale di Castelfranco Veneto. Da dietro le quinte salutiamo il sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon. Buongiorno sindaco. Buongiorno Ida, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta e ci vede da casa. Sì, l'adrenalina sta salendo. Castelfranco sempre sul pezzo, è proprio il caso di dirlo perché quest'anno il carnevale di Castelfranco raddoppia. Esattamente, faremo la prima sfilata alle 4, la seconda alle 8 questa sera, quindi notturna, e l'aspettativa di avere una piazza piena, stracolma di persone che vengono a divertirsi e a vedere il nostro carnevale e questi splendidi carri che insomma faranno la sfilata e si aggiudicheranno il premio, vedremo cosa decideranno. Sì, ma oltre ai carri abbiamo un folklore molto importante, più di 700 figuranti, ma è vero? Figuranti che vengono un po' da tutta la provincia, anche da fuori provincia, e hanno visto in Castelfranco un'opportunità di divertimento, un ritorno insomma ad un momento di felicità che serve agli adulti e anche ai bambini. Partono i carri e poi fanno l'inchino, perché qui a Castelfranco si chiama proprio così, l'inchino al nostro illustre concittadino, il Giorgione. Passano davanti il Giorgione in corso 29 aprile e, come hai detto tu, si inchineranno alla sua grandezza. Non solo folklore, ma anche enogastronomia con il concorso della frittella più buona. Grazie di questa opportunità. Sì, appunto Castelfranco non è solo radicchio di Castelfranco Veneto, ma in occasione del carnevale le nostre pasticcerie si confronteranno e si contenderanno il titolo di pasticceria che fa la frittella più buona. La frittella d'oro, in origine era la fritto e ad oro, Ida. Eh sì, perché qua si chiama così. E per finire, ma non per ultimo, per primo, con un grande spettacolo che richiama sempre tantissime persone da tutti i paesi e province vicine. L'incendio al castello, martedì sera chiuderemo la serie carnevalesca con questo bellissimo spettacolo pirotecnico. Vi aspetto tutti. Allora sindaco, io non posso fare altro che partire e inoltrarmi nel carnevale di Castelfranco Veneto e mettermi la maschera. Grazie. Buon divertimento Ida. Gli antichi egizi celebravano il Navigium Isidis, ovvero la nave di Iside, una festa in maschera dedicata appunto alla dea Iside. L'evento venne poi fatto proprio anche dai romani, venendo celebrato nella prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Come da tradizione, veniva celebrato su barche e navi agghindate per l'occasione. Fu l'emergere della religione cristiana che fece prendere forma al carnevale nella sua denominazione, che è rimasta tale fino ai giorni nostri. Carnem levare, questo indica il carnevale, una delle sue ipotesi, il lauto banchetto che veniva consumato l'ultimo giorno del periodo in questione, nel giorno oggi noto come martedì grasso. A questa buffata seguiva poi il periodo di Quaresima, in cui la carne doveva essere appunto eliminata. Partiamo con questa nuova puntata di itinerari turistici dal dietro le quinte. Siamo pronti? Quanto lavoro per un carro come questo? Beh, forse gli uomini lavorano di più delle donne in questo caso, però c'è tanto lavoro comunque, c'è tanto lavoro, ma ne vale la pena per divertirsi. E un buon carnevale a tutti! I'm not backing down, 'cause the future. E prima di partire come si fa festa? Chi l'ha detto che la festa è solo dopo? È prima la festa! Sicuramente sì, è prima la festa, questo è il carnevale, la preparazione, l'attesa, l'ansia, l'adrenalina, questo è il vero carnevale. Poi cosa possono mancare? I coriandoli! Ed eccomi con Marica Calante, vice sindaco di Castelfranco Veneto. Ciao Marica. Ciao Ida, bentrovati a tutti, è una giornata bellissima per Castelfranco. Piazza Giorgione si trasforma in uno spettacolo viaggiante di attrazioni
e oggi che è sabato apriamo con la sfilata di una decina di carri allegorici e apriamo quello che è il corteo con Venezia la dominante che ci fa da padrona. Il carnevale sta prendendo forma anche con queste maschere meravigliose, dei vestiti riprodotti molto similarmente all'originale, vero? Certamente. La passione di creare queste meraviglie qua e che oggi ha voluto deliziare il carnevale di Castelfranco raggruppando un po' delle sue creazioni per divertirsi tutti quanti insieme. In quanti siete? Saremo circa una trentina, alcuni sono sparsi da una parte all'altra, 25-30 persone. Siete bellissimi, grazie. In bocca al lupo. Ma il carnevale non è solo divertimento, è soprattutto aggregazione, è soprattutto famiglia, sì. Sì, guarda, un carnevale per i piccini ma anche per i grandi, ma soprattutto per i nostri nonni. La famiglia a 360 gradi. E infatti guarda, hanno un bellissimo regalo e oggi avere gli ospiti della casa di riposo Domenico Sartore che sono qui con noi. Adesso ti porto con loro perché credo che per loro è una gioia e qualcuno di loro è anche vestito in maschera, quindi per me oggi è una grande festa. Noi partecipiamo sempre agli eventi della città e quindi a maggior ragione a carnevale. E cosa dicono questi nonni? Che alcuni si sono vestiti addirittura in maschera. Certo, sono felici, è un momento di gioia, di serenità e di felicità per loro e per le loro famiglie e poi anche tutti i preparativi che abbiamo fatto. Sono loro che si scelgono i vestiti e se li fanno anche qualcuno? Sì, assolutamente. Molte sono anche sarte le nostre ospiti. E quindi hanno un obiettivo che è una cosa importantissima, esatto. Partecipare al carnevale con i propri vestiti. Esatto. Complimenti. Esatto. Grazie. Oggi è una giornata un po' grigia, un po' fredda, ma a noi non interessa perché qui abbiamo il sole e i fiori. Questo è dietro le quinte del carro che arriva da Campo San Piero e si chiama? Non è Amore Se, rappresentato dai Toside Casere. Quanto tempo per preparare questi meravigliosi vestiti? 1 anno di tempo. Ma il bello è quando ci si trova tutti insieme per preparare i balli, è vero? Sì, è vero, anche per preparare i balli è da molto che ci troviamo, più o meno da novembre, con cadenza settimanale e nell'ultimo mese addirittura 2 volte a settimana. Intanto in bocca al lupo, poi io vi vedrò in sfilata. Ciao ragazzi! Non solo folklore, ma anche la nostra frittella castellana sarà la protagonista di questo carnevale dove oramai c'è un concorso assodato. Guarda, c'è un concorso ormai collaudato, avremo 10 pasticcerie in gara. La novità assoluta è che premieremo la frittella del Luna Park. Eccomi con Giorgio, sì, poi vi faremo vedere anche come sono le frittelle in concorso, ma prima facciamo un passettino indietro e qui vediamo il classico crostolo, il crostolo di carnevale che ha una sua storia, una storia tutta veneziana. I crostoli, galani, veneziani, bugie, frappe hanno 10.000 nomi in ogni posto dove si va e vengono fatti più o meno tutti allo stesso modo. Diamo la ricetta molto semplice dei crostoli veneziani. Diciamo che c'è uova, burro e zucchero, poi noi ci mettiamo la grappa, il prosecco, il marsala, il rum, un po' di cedro e vaniglia e poi impastato tutto, un impasto non proprio come un biscotto, un po' più elastico e poi viene fritto. Vediamo le frittelle in concorso. Le donne non amano l'uvetta, E allora si presentano... Allora si toglie l'uvetta e si mettono la crema, noi le facciamo anche alle mele, al pistacchio, allo zabaione, al cioccolato. Ma voi lo sapevate, gentili telespettatori, che Castelfranco è proprio il paese della frittella? Sì, perché qua le frittelle si fanno per ben 6 mesi l'anno e si parte il giorno di Halloween con la frittella alla zucca. Noi partiamo da Halloween con la frittella alla zucca e poi vengono sempre richieste, quindi soprattutto i giorni di mercato, il sabato, e poi si continua a farle. Ma che cos'è lo spettacolo viaggiante? È tutto un insieme di attrazioni e quindi di giostre per grandi e piccini.
tant'è che ne abbiamo circa una 60 qui presenti in Piazza Giorgione in tutti questi 4 giorni del Carnevale, e quindi abbiamo divertimento per tutte le età assicurato. Si concludono questi 4 giorni con un grande spettacolo, l'incendio al castello e fuochi d'artificio. Eh sì, una grande emozione, Ida, fuochi, incendieremo il castello, quindi luci strepitosi, una musica emozionale a più non possa e cuori che spunteranno da tutte le nostre mura. Carnevale dura solo 4 giorni, finirà, ma sicuramente il divertimento qui a Castelfranco per quest'anno non finisce. No Ida, questo è solo l'inizio, l'avevamo già visto con il Natale, poi procediamo con il Carnevale, poi avremo una primavera intensa e un'estate bellissima con tanta bella musica a Castelfranco, quindi uno dei prossimi appuntamenti sarà questo. Lasciamo Castelfranco Veneto in festa, dove storia e folklore si fondono insieme per fare un salto indietro nel tempo. Grazie gentili telespettatori di essere stati in nostra compagnia. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Itinerari Turistici. Vi ricordo, se volete rivedere le nostre puntate potete farlo sul nostro sito www.medianordest.it nella sezione produzioni. Grazie e buona serata. Naturalmente vi aspetto alla prossima puntata.